Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti di questa edizione di Sicilia 24. Abbiamo fatto una papera sul minuto di silenzio anticipato per commemorare la strage di Capaci. La Fondazione Falcone prova a spegnere le polemiche e attacca Leoluca Orlando, che si dice stupito ai promotori del corteo. Non banalizziamo quanto accaduto. Nel 2021 una frana si staccò da un costone sopra San Vito Lo Capo, da allora altri massi minacciano le abitazioni, i proprietari. Vogliamo tornare nelle nostre case. Detenuto straniero si toglie la vita nel carcere di Barcellona. Pozzo di Gotto è il secondo in pochi mesi nella stessa struttura. In Italia sono 33 dall'inizio dell'anno. Sono aperti anche questa mattina i seggi nei 9 comuni siciliani attualmente commissariati, chiamati al voto. Le urne si chiuderanno alle 15. A Catania il concorso regionale per Bentender, il cocktail analcolico, nuova frontiera del divertimento e del bere responsabile. Dalle prossime mosse dipenderà il futuro del Catania. Toscano e la società vogliono una squadra competitiva per puntare al primato. Eccoci, siamo pronti per il nostro telegiornale. Cominciamo ancora con le polemiche seguite alla commemorazione della strage di Capaci, il 33esimo anniversario. La Fondazione Falcone esce allo scoperto con un comunicato stampa e dice: abbiamo fatto una papera ma non accettiamo critiche da personaggi come Leoluca Orlando. Sentiamo Marco Gullà. Abbiamo fatto una papera, nessuna passerella. La Fondazione Falcone prova a spegnere le polemiche legate al minuto di silenzio anticipato sul 33esimo anniversario della strage di Capaci, diramando un comunicato stampa. Ogni anno, il 23 maggio, Palermo si stringe attorno all'albero Falcone, si legge, e come ogni anno, puntualmente, c'è chi cerca di trasformare un momento di memoria collettiva in un pretesto per polemiche di parte ideologica, facendo politica con l'antimafia. È stato lo stesso Grasso, prosegue la nota, ad assumersi la responsabilità di quanto accaduto, ma il presidente non si deve scusare di nulla, perché come abbiamo scritto pochi minuti dopo la lettura dei nomi, la memoria non è un cronometro, ma impegno in ogni momento della nostra vita. Poi la nota prosegue: la memoria non si difende con l'applausometro, si difende con la coerenza, con l'impegno, con la verità e soprattutto con la responsabilità, anche ammettendo, come adesso, che abbiamo fatto una papera. Poi un attacco all'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che aveva pesantemente criticato la scelta di anticipare il minuto di silenzio. Tra le tante voci che si sono levate in questi giorni, una su tutte straordinario simbolo di incoerenza, respingiamo con forza, sul piano morale, prima ancora che politico, quella del professore Leoluca Orlando, perché non possiamo dimenticare che lui fu, negli anni più difficili, uno dei peggiori nemici istituzionali di Giovanni Falcone, contribuendo con parole e azioni a isolarlo e a delegittimarlo, fino a costringerlo a difendersi davanti al CSM, e non si è mai scusato. Ho letto con stupore, dice Leoluca Orlando, la nota della Fondazione Falcone. Vengo attaccato esclusivamente per aver espresso un'opinione che qui ribadisco. Anticipare il minuto di silenzio non è mai accaduto in 32 anni di commemorazioni. Tanti giovani del corteo chiedevano solo verità storica oltre alla verità giudiziaria. Replicano anche i promotori del corteo: prendiamo atto delle scuse ma non banalizziamo quanto accaduto. E adesso andiamo a San Vito Lo Capo. Nel 2021 una frana si staccò da un costone. Da allora altri massi minacciano le abitazioni, impedendo ai proprietari di rientrare proprio nelle loro abitazioni. Laura Spano. Dopo 5 anni per la frana del costone roccioso di Monte Monaco a San Vito Lo Capo, nulla è stato fatto e i proprietari delle 3 abitazioni colpite dai massi ancora non possono fare rientro a casa, e questo malgrado le rassicurazioni dell'attuale sindaco Francesco La Sala che la vicenda sarebbe presto stata risolta. Ora i proprietari sono stanchi per l'inerzia dell'amministrazione, come sottolinea Rosa Cusenza. Allora portiamo addosso un peso ancora più pesante, quello dell'inadempienza delle autorità competenti. 5 anni di attesa senza poter far ritorno alle nostre case. 5 anni in cui la strada interessata alle frane è rimasta aperta alla circolazione dei veicoli. 5 anni di contraddizioni e 5 anni di tutto tace. Noi pretendiamo che sia salvaguardata l'incolumità dei civili e pretendiamo di esercitare il sacrosanto diritto di stare nelle nostre abitazioni.
La notte del 21 novembre 2021 in contrada Sauci per poco non si consumò una tragedia. Diversi blocchi di roccia si staccarono dal costone sovrastante finendo nel giardino di 2 delle 3 abitazioni e devastarono la terza, massi che mai sono stati tolti. Oltre ai danni materiali, la frana ha sollevato gravi preoccupazioni per la sicurezza pubblica. Più di un masso era finito sulla provinciale SP63, unica arteria che collega San Vito alla riserva dello Zingaro, con un flusso continuo di turisti e residenti, strada che non è mai stata chiusa né messa in sicurezza, nonostante il rischio concreto che altri blocchi di roccia possano staccarsi e cadere sulla careggiata. Ancora un giovane suicida in carcere è accaduto a Barcellona Pozzo di Gotto nel Messinese. L'allarme del sindacato penitenziario: cresce il numero di suicidi e degli interventi salvavita. Un giovane straniero detenuto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto si è suicidato nella notte di venerdì scorso. È il secondo suicidio dopo quello del 20 marzo scorso, il 33esimo negli istituti penitenziari dall'inizio dell'anno, con 106 morti complessive, di cui 73 per altre cause. Un fenomeno che preoccupa e che viene denunciato da tempo sia da parte dei sindacati di polizia che delle associazioni che si occupano dei detenuti nelle carceri italiane. A riferire del nuovo episodio è stato Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, che sottolinea come sia in crescita il numero di suicidi di extracomunitari e come si abbassi l'età dei detenuti che si tolgono la vita. Tutti elementi che richiedono un piano di supporto psicologico, con la presenza nelle carceri di psicologi, psichiatri, mediatori culturali, come di interpreti, perché la mancanza di comunicazione incide tanto. Gli agenti penitenziari, sostiene Di Giacomo, non possono sostituirsi a queste figure, già fanno tanto, come dimostrano gli oltre 60 interventi effettuati sinora che hanno salvato in extremis detenuti che hanno tentato il suicidio. Il sindacato ha proposto l'apertura di uno sportello di aiuto psicologico in ogni struttura e la promozione di attività sociali e lavorative, oltre a corsi di formazione di lingua per gli extracomunitari. E adesso le amministrative, anche questa mattina seggi aperti nei 9 comuni siciliani attualmente commissariati, che sono chiamati al voto. Le urne si chiuderanno alle 15, subito dopo comincerà lo spoglio. Gli elettori interessati sono oltre 55.000. Si vota a Realmonte, Montemaggiore, Belsito, Prizzi, Solarino, Favignana, Castiglione di Sicilia, Raddusa, Ramacca e ancora Palagonia. Alla chiusura dei seggi, ieri alle 23, aveva votato complessivamente il 46,36% degli aventi diritti, con un calo marcato rispetto alle amministrative precedenti. Ancora la pagina politica: il vicepresidente di Forza Italia alla Camera Mulè porta in direzione nazionale proprio del partito il dossier Sicilia, troppe tensioni interne. Sentiamo il servizio di Manlio Viola. Giovedì prossimo a Roma la direzione nazionale di Forza Italia sbarcherà un dossier sul caso Sicilia. A portarlo sarà il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Lo ha annunciato dalla trasmissione Il Punto, intervenendo sulla situazione di Forza Italia nell'isola. A Marcello Caruso, coordinatore regionale e uomo di Schifani, chiede una maggiore collegialità, sottolineando che in 2 anni e mezzo non è stata tenuta alcuna riunione. Sicuramente quello che manca è una condivisione, una collegialità, diciamo così, all'interno di questo coordinamento regionale, che non c'è mai stato, perché appunto da 2 anni che c'è il commissario, 2 anni non si riunisce. Io stesso solleverò la questione alla segreteria nazionale con la necessità che ci sia questo incontro, perché non è giusto, non è bello e non bisogna parlarsi sui giornali, bisogna parlarsi tra di noi nelle sedi opportune. C'è poi la vicenda dello scandalo dei referti istologici. Le dimissioni di Croce non bastano e ci sono da cercare altre responsabilità, anche se chi ha sbagliato dovesse essere un forzista. Il principio di responsabilità che deve essere sopra ogni amministratore pubblico, me compreso: se io sbaglio io pago, e se mi devo dimettere mi dimetto. Dopodiché non ha importanza, quando si parla di salute, di vita delle persone, non può entrare in campo l'appartenenza politica. E sul candidato alla presidenza nel 2027 in Sicilia, Mulè frena anche il segretario nazionale Tajani, che ha già investito Renato Schifani. È giusto che sottolinei come l'azione amministrativa di Schifani sia corretta e che quindi sia il candidato naturale. Ma il 27 è il 27, cioè può essere che lo stesso Schifani a un certo punto invece cambi idea. Però ripeto, chi guarda il 27, e vedo che in giro tanti guardano il 27, fa un torto a ciò che va fatto oggi. C'è dunque un sommerso in Casa Azzurra, fin qui tenuto in silenzio, ma che adesso spinge per venire a galla.
Adesso andiamo ad Agrigento, una seduta del Consiglio Comunale aperta ai cittadini per discutere di quanto sta accadendo dopo l'indagine della Procura sul giro di mazzette per l'appalto della rete idrica che vede tra gli indagati l'ex assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro. Questa è la richiesta dei partiti di opposizione e di alcune associazioni nella città dei Templi. Indigna sapere, dicono, che chi aveva il compito di fare presto pensava invece ad allungare i tempi per pilotare l'appalto, favorire imprese amiche anche se prive di requisiti patrimoniali e organizzativi che erano richieste. Torniamo ad occuparci della Blue Tech, braccio di ferro tra Nicolosi e Pelligra sull'ex stabilimento Fiat dopo la cessione del 90% della società da parte della holding dell'imprenditore italo-australiano. Orazio Longo. Lunedì un incontro con i sindacati a Palermo, martedì si potrebbe già mettere un punto fermo per il possibile avvio delle operazioni di riconversione e riqualificazione dell'area di crisi industriale di Termini Imerese. Queste le novità principali delle ultime ore nella spinosa e lunga vicenda dell'ex stabilimento Fiat Blue Tech. Rimane il grande punto interrogativo sull'assetto societario dopo che l'imprenditore italo-australiano Ross Pelligra ha ceduto il 90% della società con cui si era aggiudicato il bando per il rilancio del sito industriale dal Ministero del Made in Italy, tenendo per sé solo il 10% del capitale. Ad acquisire il 70% delle azioni il gruppo Nicolosi Trasporti, l'altro 20% il CAEC, Consorzio Artigiano Edile delle Costruzioni di Comiso. Dopo quella che era stata definita da Caniglia una situazione momentanea, sembra che il gruppo Pelligra avrebbe voluto riequilibrare l'assetto societario, con l'idea iniziale di portare le quote a 40% ciascuna per Pelligra e Nicolosi e 20% per CAEC. Ma dopo l'aumento di capitale operato da Nicolosi, impresa catanese di trasporti che conta 1500 dipendenti e un fatturato da 150 milioni di euro, e l'esborso di buona parte dei 13 milioni di euro per comprare la Blue Tech e pagare gli stipendi di 350 lavoratori transitati nella holding, sembra che sia saltata l'intesa fra Pelligra e Nicolosi e forse ci sarebbe anche un problema con le tempistiche. L'assessore regionale Tamaio frena gli allarmismi e fa sapere che nei prossimi giorni si confronterà con il presidente della regione che ha messo sul piatto 30 milioni di euro per l'isopensione dei 180 lavoratori ex Blue Tech, e con il ministro Urso, mentre Nicolosi assicura che vi è l'interesse di diverse aziende per il progetto di rilancio del sito. Ci fermiamo, facciamo una breve sosta e poi saremo di nuovo insieme. Rieccoci insieme. Il cocktail analcolico, la nuova frontiera del divertimento e del bere responsabile. A Catania il concorso regionale per bartender. Sentiamo Orazio Longo. Educare al bere responsabile e consapevole, anche puntando sui cocktail a basso dosaggio alcolico. Questa è la mission dell'Associazione Italiana Barman e Sostenitori, che ha visto la Sicilia protagonista con il 58esimo concorso regionale AIBES, riservata ai bartender e barmaid di tutta l'isola, che si sono sfidati a suon di bicchieri variopinti, ospiti della location realizzata per l'occasione all'Istituto Superiore Fermi di Catania. Noi puntiamo molto, come concorsi, nel divulgare e nel diffondere comunque il bere consapevole. Infatti abbiamo alcune categorie che sono a bassa gradazione alcolica, proprio perché è anche il trend e il futuro comunque del momento. Con i suoi 94 partecipanti la Sicilia si conferma per il quinto anno consecutivo la regione col più alto numero di concorrenti in Italia. La prova finale prevedeva la preparazione di 2 cocktail estemporanei attraverso una mystery box con un paniere di prodotti uguale per tutti e uno speech in lingua inglese oltre che in italiano. I primi 2 classificati della categoria Fancy Classic, insieme al primo classificato degli Junior Bartender, gareggeranno insieme in una competizione a squadre con tutte le altre regioni d'Italia. E adesso andiamo nel Ragusano, tra giardini effimeri, orti urbani, laboratori creativi, talk e spettacoli. A Comiso torna a fiorire con Innesto, intrecci urbani. In centro storico, natura e creatività per sensibilizzare al futuro. Veronica Barbarino. Si passeggia per strade e vicoli pieni di piante e fiori come immersi in un grande giardino. Comiso fiorisce con Innesto, una rassegna che ruota intorno al rapporto tra esseri umani e mondo vegetale, fatto di piante di ogni tipo in una mostra botanica ricca di curiose varietà. Abbiamo portato l'arancio chocolate, chiamato arancia verde, che anticamente cresceva ai piedi dell'Etna ed è di una dolcezza spettacolare. Questo geranio, che si chiama comunemente
in Sicilia viene chiamato malvarosa, si usa in profumeria e si può usare anche in cucina. Abbiamo anche la passiflora da frutto, il passion frutto maracujá e anche la passiflora incarnata, la pianta più rinomata tra le passiflore per le proprietà officinali. Tutte da coltivare con amore e passione, ma per chi non ha il pollice verde? Consigliamo una carnivora perché è una pianta tanto delicata ma tanto semplice. L'importante è avere una buona illuminazione e acqua distillata o demineralizzata. E ancora, cultura e creatività si uniscono a momenti di divulgazione e laboratori che guardano al futuro, come al cambiamento climatico che è possibile contrastare. Possiamo riparare al danno che abbiamo fatto. In che modo? Innanzitutto cercando di sprecare di meno l'energia, le risorse. Perché? Perché se consumiamo inutilmente l'energia vuol dire che stiamo inquinando inutilmente l'atmosfera, e poi cercare di utilizzare dell'energia che non inquini l'atmosfera, quindi appunto ad esempio le fonti rinnovabili, ma anche per certi versi il nucleare, quelle fonti di energia che non comportano l'inquinamento dell'atmosfera. Occorre quindi far germogliare un futuro più consapevole, sensibile e fertile. Una breve sosta e poi la pagina sportiva, calcio e pallanuoto. Siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal calcio. Dalle prossime mosse dipenderà il futuro del Catania, nel senso della competitività. Toscano vuole, così come la dirigenza, una squadra che sia all'altezza di puntare al primato. Marco Carli. Puntare in alto deve essere l'obiettivo del terzo anno di C. Significa primo posto, significa provare a evitare un play-off in cui sale una squadra su 28. Non facile, come non è facile arrivare primi nella stagione regolare, ma il Catania, dopo essere stato sempre lontano dalla lotta per il primato, sia nel primo che nel secondo anno della nuova gestione, adesso vuole stare là e per riuscirci deve fare gli investimenti giusti. Un Catania competitivo, la volontà del tecnico e dei dirigenti, e venendo a Toscano, con ogni probabilità, la fondamentale garanzia chiesta per dare senso a un progetto, quello cominciato l'anno scorso in questo periodo con l'arrivo del tecnico dopo la promozione col Cesena e di Faggiano. Le scorie della stagione scorsa ci sono, soprattutto legate al ritiro estivo con il blackout di fine luglio e agosto e la questione esuberi. Serve una situazione diversa fin dall'inizio, vision che accomuna Grella e Toscano. I due hanno parlato e vogliono un Catania competitivo fin dal lavoro di preparazione a Norcia. Così come è importante, i tasselli dell'estate scorsa erano due, la figura del direttore sportivo, non solo nella parentesi del mercato ma anche nella vita di tutti i giorni durante gli allenamenti e nel legame fra squadra e società. Faggiano, lo sappiamo, ha vissuto un anno difficile, ma vederlo nel finale e soprattutto sentirlo nel modo in cui spronava la squadra o evitava di scaldare ulteriormente gli animi nelle ultime partite anche in trasferta diventa un segnale incoraggiante per il futuro, un futuro che è già partito con la mossa Torre del Grifo che, nel caso in cui ovviamente il centro sportivo diventi rossazzurro, entrerà e in parte già l'ha fatto nell'ambito lavorativo di Zarbano, altro tassello fondamentale. Le basi dovrebbero esserci, ora vanno fatte le scelte giuste per portare in alto il Catania. E adesso siamo alla pallanuoto femminile, perché sabato pomeriggio l'Equipo Orizzonte ha battuto nettamente in gara 1 la SIS Roma, 13-6 risultato. Si torna in vasca domani sera per gara 2. In caso di successo delle etnee sarà scudetto numero 25. Una netta superiorità l'ha mostrata l'Equipo Orizzonte nella gara 1 della finale scudetto. 13-6 il punteggio con la SIS Roma e partita indirizzata fin dalla metà del secondo quarto. Ciclone Orizzonte si legge sulle pagine social del club. Così è stato, ma adesso c'è gara 2 a Roma martedì. Se la squadra di Martina Miceli riuscirà a confermarsi sarà scudetto il numero 25, altrimenti gara 3 ennesima il 31 maggio. Ma intanto c'è appunto il dominio di gara 1 giunto davanti al commissario tecnico del 7 Rosa Carlo Silipo. Sugli scudi Daphne Bettini che serve assist a profusione, top scorer Halligan con 4 reti, a bersaglio anche la presidente dell'equipe Tania Di Mario, 46 anni. All'avvio di marca giallo-rossa con il gol dell'1-0 firmato da Cocchiere risponde su rigore Bronte Halligan, l'australiana, che sarà protagonista nella fase cruciale del match. Dopo l'allungo prima del riposo arriva ad inizio terzo quarto lo strappo definitivo proprio con 2 gol di Halligan
Halligan con un tiro deviato per la rete dell'8-4 e con un lungolinea perfetto che qualche secondo dopo vale il +5 per le etnee e apre ulteriormente la strada ad una vittoria netta contro le capitoline che avevano sconfitto le etnee a febbraio nella finale di Coppa Italia. Halligan ed Andrews sugli scudi come leone, ma è tutta la squadra a volare e a diventare sportivamente feroce quando serve, come nelle caratteristiche storiche di un club titolatissimo che adesso ha la possibilità di arricchire ulteriormente il suo palmarès. È tutto, ci fermiamo qui almeno per il momento. Fra poco la rassegna stampa con il collega Marco Carli. L'informazione su Telecolor torna alle 14. Grazie a tutti per averci seguito e l'augurio di una buona giornata.